La violenza alle donne è una violazione dei diritti umani. Umiliare, minacciare e picchiare. Questa è violenza. La violenza sulle donne è un reato. La violenza sulle donne non è scatenata da una perdita di controllo. Scendiamo in campo tutti insieme, noi come associazione di donne che costruisce percorsi di libertà per le donne e tutto il mondo dello sport nuorese per vincere la sfida di un cambiamento culturale in una città dove noi seguiamo 330 donne l'anno. Il voto di Gianfranco Zola, ma anche quelli di molti atleti della società nuoresi per contribuire a lanciare un messaggio contro la violenza in genere e contro le donne in particolare. Video che per 2 mesi sarà trasmesso nei cinema dell'isola prima dei film. C'è bisogno di messaggi del genere? Certo, c'è bisogno perché, come vedremo poi dal filmato che girerà nei prossimi giorni, ci sono situazioni che non conosciamo ma purtroppo sono molto presenti anche nella nostra città. Il mondo dello sport è giusto ed è obbligato ad impegnarsi in questa iniziativa ed altre ancora che verranno in futuro e lo sport sia l'unico veicolo attraverso il quale si possono veramente mandare ed esprimere dei messaggi che vengano interpretati, letti. La campagna durerà 2 mesi, chiusura a Nuoro con la corsa in rosa a marzo. Io dico no. 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 Noi